consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo. Ora gli dico se... Con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è la mia coscienza. Ecco, però lei, essendo figlia dell'imputato, può, se vuole, la legge gliene accorda la facoltà, astenersi dal deporre, cioè può non deporre. Naturalmente se depone, come dice la formula, deve dire la verità. Vuole deporre o vuole astenersi dal deporre? Deporre. Deporre vuol dire rispondere alle domande che le rispondere, facciamo. sì. Vuole rispondere? Sì. Bene. E allora risponda per cortesia alle domande che le fa ora. Non so se le telecamere, Presidente. Oh, dunque le telecamere lei vuole essere no, ripresa o no? Allora, signori fotografi e cineoperatori, inquadrate altri ma non la signorina, d'accordo? Bene. Ecco, a questo punto il pubblico ministero le fa alcune domande, poi anche le altre parti. Prego, signor pubblico ministero. Signorina, lei è la figlia di Pietro Pacciani? Sì. La figlia maggiore o minore? Maggiore. Quanti anni ha? 28 e mezzo. Ha un lavoro? Lavora lei? No, non lavoro. Ha lavorato? Ho lavorato, sì. Che lavoro faceva? Collaboratrice domestica in una famiglia a Firenze. Poi ho lavorato a Tescimo qualche mese al ricovero. E ora ha smesso? E ora sì, sono a casa. Da quanto tempo ha smesso? Sarà quasi un anno. Quasi un anno. E come vive con sua sorella, con sua mamma? Vivo da sola con la mia sorella, ma la mia sorella lavora tutta la settimana fuori a Firenze e io torno il sabato e la domenica. Lei ha una pensione? No. Quindi si aiuta con sua sorella? Sì. O sua sorella aiuta lei? Mia sorella aiuta me. C'è un motivo particolare per cui in questo periodo lei non lavora? Un po' perché non ho voglia io, poi non lo trovo. Ho capito. Senta, fin quando lei ha vissuto con sua madre e suo padre? Sono nel 1900. Al di là dell'anno? L'88-89. Fino all'88-89. E in quegli anni lei è andata a stare con sua sorella? Dopo sì. Senta una cosa, i rapporti con suo padre come sono stati finché siete stati insieme? Brutti. Ce lo vuole spiegare perché brutti? Ma perché ci ha violentato per 8-9 anni. Vi ha violentato? Sì. Vuole spiegare? Cosa vuol dire? Ecco, insomma, spieghi in parole sue, cosa... Che ci mandava a letto, ci chiamava a letto tutte e due o solo io. Chiedeva di fare l'amore con lui? E poi sì. Lo pretendeva, vi minacciava se non sì, lo faceva? Sì, mi minacciava anche qualche volta. In che modo? In che modo? Ci dava le spinte, ci brontolava. L'ha mai picchiata? No, per questo no. La prima volta che è successo questo quando è stato? Su 9-10 anni. 9-10 anni fa o quando lei aveva 9? Quando io avevo 9-10 anni. E poi è continuato per tutti gli anni che ha detto lei? Sì, finché poi l'abbiamo denunciato. Senta una cosa, e sua mamma di questo fatto era a conoscenza? Sì, lo sapeva e glielo diceva anche, però lui non voleva, abbrontolava e non voleva che si intromettesse. Quando succedevano questi rapporti era presente sua mamma o la mandava via?
la mandava via. Lei, sua sorella era presente a volte o era sempre... A volte sì, la maggior parte delle volte no. Nel senso che era presente e stava a vedere o ve lo faceva fare insieme? Insieme. In casa avveniva questo? In casa, fuori. In casa dove e quando? Quando si stava a Monte Fidolfi, anche a Mercatale. In camera da letto? Sì, in camera, sì. Di giorno, di notte? Sì, di notte. Ma a volte, qualche volta anche di giorno però. come avveniva? Voi lo capivate o ve lo diceva espressamente? Vi svegliava se dormivate? No, prima di dormire. Di notte è mai capitato che vi svegliasse, che la svegliasse? No. Lei no? Sua sorella? Penso di no. Lei, sua sorella ci ha detto il contrario. Non è mai capitato. Lei dormiva con sua sorella? Sì, dormivo con la mia sorella, a volte la mia mamma, insomma, quando lui chiamava la mia sorella di là. Ecco, era lui praticamente che diceva chi doveva andare da lui. Sì. In camera da letto, chiamiamola matrimoniale, insomma. Sì. Decideva chi di voi tre a questo punto doveva dormire con lui? Sì. Sera per sera decideva? Quasi sempre. Sì, dico, ma... Sì, sera per sera. Quasi. Diceva, stasera vieni te, stasera vieni... E le altre due, madre e figlia, dormivano in un'altra stanza? Sì. Lei ha detto, se non ho capito male, che a volte anche fuori casa? Sì, anche fuori casa. Cioè? Cosa vuol dire fuori casa? La portava a fare l'amore con lui, avere rapporti fuori casa, cioè? Ci vuol spiegare? Fuori casa, una volta, un po' di volte, con me in cantina, non so se era una cantina, capanna, insomma. Una capanna? Sì. Sa dove? Quando era a Monte Fidolfi. In macchina è mai successo? Sì? Qualche volta. Anche in macchina. È mai capito? Anche quando si andava nei boschi. E nei boschi cosa succedeva? In macchina o vi No, faceva no. scendere? Faceva scendere. E a volte anche in macchina? No, con me quando ci scendeva. È mai capitato che facesse scendere lei dalla macchina e rimanesse lui con sua sorella? Se lo ricorda e se è successo? Mi sembra di no. Le sembra di no. E lei dice nei boschi, ci vuole spiegare come? Vi faceva scendere, vi portava entrambi o una alla volta nel bosco? Una alla volta. Una alla volta. E l'altra restava in macchina o la lasciava a casa? A casa. Lei conosce le zone intorno a Mercatale? Lei conosce dove è Scopeti? Sì. Dove sono gli Hare Krishna? Sì. È mai capitato di andare lì con suo padre? Dagli Hare Krishna sì, spesso. Si andava la domenica spesso E nelle strade, nei boschi lì vicine? No. Lei mai? No. È mai capitato che quando eravate insieme con suo padre, per questo motivo, lui si mettesse a guardare altre coppiette o altre auto dove c'erano coppie? Guardava qualche volta, sì, quando c'erano questi ragazzini che si baciavano lì, insomma. Aveva un canocchiale, un binocolo? Sì, portava in macchina un canocchiale. Lei l'ha mai visto se col canocchiale lo usava per guardare meglio? Non me lo ricordo. Non se lo ricordo. Senta una cosa.
mai ricevuto minacce lei da suo padre con un coltello o con un fucile? Minacce, No. Ha mai visto se con un coltello o con un fucile? Sì, alla mia mamma. Alla sua mamma. Come mai? Col fucile la voleva ammazzare quando si stava a Monte Fidolfi. Come mai? La minacciò. Come mai? Ma così perché era geloso, non so. Geloso di cosa? Era geloso che le andassero gli uomini. Perché sua mamma andava con altri uomini? No, non ci andava, ma era lui che si metteva in testa queste cose. E come la minacciò? Cosa gli disse? Aveva il fucile in mano? Sì, col fucile nel salotto, lei era fuori, gli puntava il fucile. E sua mamma come reagì? Male. Accondiscese a ciò che voleva lui? Come? O prese e se ne andò? No. Stette buona e calma e fece quello che lui voleva? Beh, fece le voleva, insomma. Lei era lì fuori e non so cosa si stava facendo. Gli disse t'ammazzo se non fa... L'ha detto la signorina t'ammazzo. Non l'ha detto. Bene, faccia le domande su fatti specifici. Allora, Scusi. lei ha detto che la minacciò d'ammazzarla? Sì. Oh, caprista. Un'altra cosa, un po' diversa. Facciamoglielo dire a lei. Senta una cosa. Lei questo fucile ce l'ha presente? Ma ce n'aveva un paio di due, non so, uno era due canne, che li puntava non mi ricordo qual era. Qual era? Lei questi fucili li ricorda entrambi in No, casa? non me li ricordo. Uno So aveva che, due so canne. che uno aveva 2 canni. Uno aveva 2 canne. Sa Sì. che fine ha fatto questo fucile? È ancora in casa? No, non sono in casa, non lo so che fine abbiamo fatto, se lo Nessun dava dei due. al suo cugino, non lo so. Sa se col fucile andava a caccia suo padre? Quando era a Monte Fidolfi si andava a caccia, Di giorno, di notte? di notte, dopo cena. E tornava con selvaggine? Sì, Cosa portava? fagiani. Usciva dopo cena per andare a caccia? Sì, Usciva vestito da caccia o usciva normalmente? no, vestito normale. Usciva vestito normale. Senta una cosa, ha mai visto se suo padre imbalsamava animali? Sì, ha imbalsamato una... Un animale del bosco? Sì, È un animale raro, lo ricorda? no, non è raro. Lei era presente o era in casa quando fece questa operazione di imbalsamazione? Sì, Sua sorella ci ha detto che la carne di quell'animale ve lo dette da mangiare, è vero? può Lei darsi. Lei non lo ricorda? Di quell'animale non me lo ricordo, ma può darsi. Senta, aveva un cane suo padre? Sì, Era suo? no, ne aveva 2. Uno nero che gli dettero dei fiorentini che stavano accanto a noi per badarlo durante la settimana, gli davano di mangiare. Questo mangiare che gli davano, che ne faceva? Lo dava al cane? No, lo dava a noi. A voi chi? Voi figlie? Alla Sì, mamma? alla mamma, a noi, a me e mia sorella. Poi ce n'aveva un altro, un lupo. Come li trattava questi animali? Male. Cioè? Anche a quello nero bastonate gli dava.
Una volta infilò in casa. Una volta, scusi? Infilò in casa, in camera, col forcato, gli dava questo cane. Senta una cosa. Che tipo di rapporti aveva suo padre con lei quando faceva l'amore? Presidente, io non so, credo che sia una domanda non pertinente, non dico impertinente, ma non pertinente all'oggetto della causa. No, vogliamo fare delle domande magari più specifiche. Ecco, perché questa mi sembra impertinente, nel Avvocato, senso non pertinente. La materia è quella Sì, che è. certamente. Facciamo domande magari Usava più specifiche. strumenti tipo vibratori, falli Sì. di gomma Vibratori. per fare l'amore con lei o lo usava anche su se stesso con lei presente? Per fare l'amore con me. Aveva, le imponeva, la costringeva a rapporti orali? Lei sa cosa vuol dire? Speriamo siano orali, per bocca, insomma. Spieghiamoglielo. Come? È rapporti meglio per- spiegarglielo crudamente. Presidente, e io chiaramente. andavo per gradi, lei è andato subito al dunque, ha fatto bene. E d'altra parte, lei orali, sa, rapporti orali, lei può... Io non lo so, provo. Ha capito, signorina, a cosa ci riferiamo? Se mi ripeti la domanda, forse. Dato che ho capito che mi ha spiegato orali. Lei sa cosa vuol dire rapporti per bocca? L'ha mai costretta a rapporti di questo tipo? A volte sì. Signori, fate silenzio, perché come siete entrati potete anche uscire, eh? Quindi non ci devono essere mormorini, neanche un sussurro. Chiaro? Questo sia in casa che fuori. Sì. Senta una cosa. Scusa, mi perdoni, siccome c'è una norma del codice di procedura penale che quando si tratta di fatti scabrosi e di procedimenti di un certo tipo il Presidente può obbligare le persone a stare qui, ad andare via perché si debba fare a porte chiuse, se il signor Pubblico Ministero vuole ripercorrere la stessa strada del processo del 1988, No, voglio fare io solo faccio le istanza domande. ben precisa perché il processo si svolga a porte chiuse. Mi perdoni, Presidente. Questo è credo che sia obbligatorio da parte della difesa. Obbligatorio, ma Da parte della difesa richiedere. siccome però è rimesso al Certo. mio potere discrezionale... Richiederlo alla difesa. Benissimo, Certamente. certo, lei ha perfettamente ragione, però allo Stato non ritengo di esercitare questo potere. Siamo d'accordo, Presidente? È chiaro Si che sentono- se sento un sussurro... Vabbè, ma è come... No, non importa, avvocato, non voglio commenti perché ciò metterebbe a disagio la testa. Per il momento andiamo avanti così. Questo tipo di rapporti in modi diversi che lei ci ha descritto avvenivano sia in casa che, come ha detto lei, nei boschi, Sì. anche in macchina, nei limiti del possibile ovviamente. Sì. Che macchina aveva? La 500 nella Ford credo di no, di non aver avuto i rapporti in macchina. Sento una cosa. Le ha mai raccontato suo padre di precedenti fatti che lo avevano portato in passato in carcere? Sì, Cosa le ha raccontato? che aveva ucciso uno per via di una donna che doveva sposarsi, lei la scappò con questo uomo e lui l'ha ucciso. Di questa 18 donna le ha pugni- mai... Prego? 18 pugnalate, che insomma lo ricordo. Questo diceva lui, Sì. corrisponde alla verità.
Lei ricorda se suo padre di questa donna le ha mai parlato? Sì, è viva anche ora. L'ha mai conosciuta lei? L'ha mai portata a vederla? Mi sembra una volta. Lei quindi con questa donna ha parlato? Io ho parlato, insomma, L'ha accompagnata, l'ha conosciuta? Sì. È stata a casa di questa donna con suo padre? sì, C'era anche sua sorella? penso di sì. Di questa donna le ha parlato prima di quella visita più volte o solo in rare occasioni? No, in rare occasioni. E quando vi portò a trovarla, cosa vi disse? Che se andava a trovare questa donna che era viva ancora. Questa donna disse qualcosa a voi? Ma ora non me lo ricordo perché è tanto. Era in rapporti cordiali suo padre con questa donna? Sì? Siete stati a casa sua un po' o Sì, siamo vi siete stati. trovati fuori? No, siamo stati un pochino in casa sua. Si ricorda dov'è questa casa? No, non me lo ricordo. Vi accompagnò lui? Sì, C'era anche sua madre o eravate solo? no, sole. Senta una cosa. Di questa donna suo padre, prima di quella volta o dopo, le ha mai mostrato delle foto dicendo che... Sì, Che foto erano? una foto mezza di lei, poi una mentre facevano all'amore, insomma. All'amore come, signorina? Mentre lei glielo prendeva in bocca. È una foto che è stata sequestrata, se gliela mostra ai corpi di reato lei la riconosce? Beh, non so se posso riconoscerla. Si riconosce la foto che le mostrò suo padre? Ah, sì, Lui le disse che era la foto di questa donna che gli faceva sì, un rapporto di quel tipo. E le disse che era la donna del 51. sì. Presidente, questa foto è ai corpi di reato. Io ne ho qui una copia, elenco quando è stata sequestrata, chiedo di poterla mostrare alla testa. Sì, la mostrerei perché sennò dobbiamo aprire il corpo di... No, ne ho qui apposta la copia. La didascalia, siccome non è l'originale, è stata riportata da un atto di PG. La foto è quel corpo di reato con quel numero. Vogliamo fare... Io ho sempre delle riserve, scusi, signor Presidente, sulla pertinenza di queste fotografie, di tutto questo interrogatorio, sulla base di quello che è la imputazione. In base a quello che vuol sostenere il pubblico ministero, tutto questo sarebbe pertinente, mi pare, d'aver Certo, capito. sulla Dalla relazione personalità. introduttiva c'è un legame La tra persona. questo A antico parere del omicidio. pubblico ministero tenterà di dimostrarlo, se non lo dimostra non utilizzerete voi nella vostra decisione questo materiale, signori. Oppure diremo che tutto sommato, Non ha pertinenza. Io oppure non raggiunge il fine che il pubblico ministero si vuol prefiggere. non andiamo nel futuro. No, io devo pensare al presente, il futuro è nelle mani di Dio. Va bene. No? Io nel presente dico che mi pare È impertinente. sequestrata, Non è- pertinente, vabbè, la domanda è tutta una serie di domande che non sono pertinenti al mio lo dico. Questa è la Per sua resta linea, qua, dentro. quella è la linea dell'accusa e la sua giustamente è la linea della difesa. Come difesa dico che non è È già un po' che lei lo ripete, mi pare abbia il diritto di farlo, però d'altra parte. Prego. fortuna, no? Non lo ricordo.
ricordo se questo qui. Scusi, Se lei ha chiamava detto... Miranda, sì. Lo so. Prego? Non mi ricordo se era questa fotografia. Era una fotografia, Di questo genere. era di quel Era genere, di quel genere, ma non ricorda se è quello. era proprio quello. No, Però non me lo ricordo. suo padre le disse che nella fotografia che le mostra... No. Lei deve fare No, la domanda. no. Già L'avevo- siamo in l'ho fatta prima. sull'oggetto. Ha già risposto Presidente, e ha già no, detto... Perché non fate parlare la testa? Scusa. Allora, Certo, ma signorina, prima che parli la testa... lei stava non voglio che dicendo, parli tu. e io lo ripeto, perché lo abbiamo sentito bene, è una foto di questo genere, ma non mi ricordo se è proprio quella foto lì. Ho detto bene, no? Sì. Non vorrei aver sbagliato. No, ho detto bene. Ho detto. Bene, grazie. Mostrandole quella foto o una simile di quel genere, suo padre le disse che quella raffigurata era la donna. No, L'ha già risposto prima. Devi domandare, scusi Presidente, se no... Avvocato, lei... ovvia. No, signor la domanda Presidente, del abbia Ministero pazienza. verteva Siamo d'accordo, su questo forse tema e gli ha Claudio, detto sì. proprio così. Certamente, però Mi io ha credo... Lei ha risposto dicendo che non è in grado di Scusi, dirlo. signor Era una Presidente. foto simile, punto e basta. Certamente. L'accusa, colui che chiede l'esame, deve domandare le circostanze specifiche. Allora, cosa le disse suo padre così, mostrandole grazie, nella foto? Va bene Presidente, così? L'avevamo già fatta Va prima bene, questa va bene, domanda. si fa prima. Scusate. Perfetto. Cosa le disse suo padre mostrandole una foto o quella o una di quel tipo lì, signorina? Ricorda cosa le disse? disse che quella era che era la sua donna, era in un momento in cui insomma faceva. Nel momento in cui faceva quelle cose effigiate lì, insomma. Sì, Era la sua donna del 51, la sua ex fidanzata, sì, La Miranda. sì, sì. la Bugli Miranda. Parliamo di un- Bene. Su quella foto c'è, quella lì che le ho mostrato io, una scritta dietro. Lei ricorda in una foto del genere di aver visto una scritta o no? Ora la scritta non è No. quella originale, è riportata perché Sì. non è il corpo Ma la di reato. scritta non lo ricordo. Non se lo ricorda. No, Vabbè. perché non me la Senta, fece suo vedere. padre aveva più fotografie analoghe che diceva essere della Bugli Miranda? Com'è? Aveva più fotografie di quel tipo e diceva che era... Facciamo la prima, questo è vero, facciamo la prima domanda, poi dopo la svilupperemo. Suo padre aveva più fotografie simili o uguali? O aveva No. quella sola? Ne aveva 2 o 3. Di tutte e 2 o 3 diceva che la donna che raffigurata in quel modo era la Bugli? Che era, sì, era stata la sua donna. Bene, grazie. La Miranda, cioè. Sì, a me. Le è mai capitato di andare con suo padre nei pressi della casa di questa donna Bugli Miranda senza entrare in casa ma rimanere lontano? No. La casa dove abitate, chi l'ha comprata? Mio babbo. Quando lei lavorava, ricorda quanto guadagnava? Sì, 700.000 lire. Di questo denaro che guadagnava, ricorda Me lo come lo spendeva? No, me lo prendeva tutto mio babbo. Infatti per 2 anni, in 2 anni me li ha presi tutti lui. Ho lavorato 5 anni per i primi 2 anni me li ha presi lui i soldi. Tutti completamente? Sì. E negli anni successivi gliene lasciava una parte? No, negli anni successivi poi è successo che si è denunciato, che poi ha Andò in cominciato a carcere. mettere soldi da parte da me.
Presidente, io per il momento, riservandomi, come ho già fatto stamani per la sorella, altre domande dopo un'altra parte di attività istruttoria, non ho altre domande. Avvocato Colau di parte civile. Signorina, si ricorda un episodio in cui lei si tagliò i peli e suo padre si arrabbiò molto per questo? Non ricordo. Si ricorda se con suo padre andava in sagre di paese e vi lasciava a volte anche a lungo in macchina e lui andava in giro? Feste di paese? Sì, no, durante le feste lui ci diceva di stare, no, proprio in macchina, no, ma ci diceva di stare lì nelle vicinanze e lui gli andava a giocare, non so dove gli andava. Ma anche paesi, diciamo, di una certa distanza dalla vostra casa? Sì. Andavate in macchina? Sì, in macchina. E guidava bene il babbo la macchina? Sì. E conosceva bene i posti, si muoveva bene per le vie sì, che sì. doveva... Bene, grazie. Un'altra cosa. Dunque, quando voi eravate piccole, lei stessa ha detto che avete subito delle violenze. Ora, questo particolare in cui lui, diciamo, immetteva nella vostra vagina piccolina delle zucchine o dei cetriolini, si ricorda? Sì, ricordo. Ecco, e che giustificazione dava quando compiva questi atti? Che vi diceva quando vi metteva queste zucchine o i cetriolini nelle piccole vagine? Che con lui non c'era nessun pericolo. Mentre se andavo insieme con quegli altri c'era il periodo di rimanere incinta, insomma. Va bene, grazie signorina. Finito. Gli avvocati parte civile hanno altre domande? Nessuna. Prego la difesa. Avvocato Fioravanti. Senta, signorina Rosanna. Nel febbraio 1992 lei si ricorda che il babbo era a casa, era uscito dal carcere? Si ricorda? Sì. Ora se era di febbraio non ricordo. Ecco, quando è uscito dal carcere il babbo, lei ha chiesto a lui di fare pace, di ritornare insieme? Proprio pace no. Sì, cioè gli ha telefonato se poteva andare a mangiare a casa sua? Ci sono stato una volta. Senta una cosa, lei da giovane, quando era più giovane cioè, è stata innamorata di un ragazzo di nome Isola Luca. Sì. E lei 2 o 3 anni prima già lavorava e il babbo gli aveva aperto un libretto al portatore. La sto facendo? No, lei, no, sta raccontando lei i fatti. No, non sto raccontando Come i no? fatti. Il babbo gli aveva aperto un libretto al portatore con i risparmi del lavoro? Quando stavo insieme con Luca no. Quando? No, non lavoravo ancora. Ecco, ma questo Luca ebbe a prelevare dal libretto di lavoro tutto il contenuto? No. Dal libretto di risparmio, cioè? No, questo no. Me li prendeva qualcheduno così, ma non dal libretto. Lei ha dato in mano a Luca? Sì, ho dato in mano dei soldi, dei quali non sono mai riuscita a riaverli.
Senta una cosa, quando era ancora... Ah, ecco, quanti soldi aveva in quel libretto? Non lo so, non ricordo. Può darsi che ci fu un ammanco di oltre 4 milioni dal libretto? Cioè che furono presi 4 Presi. milioni? No, no. 3 milioni? No, sì, 10-20 mila lire mi prese. Dunque, senta una cosa, quando era più piccola, lei è stata messa in un collegio di suore insieme alla Graziella. Sì, Ecco, è stata sempre in questo collegio oppure è fuggita qualche volta? al collegio? Sì. No, Non è fuggita mai? no. Ecco, e quando è andata in quella casa di contadini, in quella casupola in mezzo ai campi insieme a 2 ragazzi? Ci sono Questo lo andata, sta ma dicendo non lei. si- No, è andata con 2 ragazzi e la domanda all'inverso, e allora? Ci sono andata, ma insieme a una mia amica. Mentre era in collegio Sì. col giovane Pecci, Sì, ecco, sì, e un altro che si chiamava Mazzoni. Oh, senta una cosa, lei oggi sta bene? ma insomma, benino sto. Quante volte è stata ricoverata in ospedale in questo ultimo anno? Mai. Mai? È un anno che non Ecco, sono e prima? ricoverata. Ci sono stata 2 o 3 volte. In quale reparto? Psichiatria. Ospedale di Ponte Anniccheri? Sì, Lei ha detto prima che il babbo vi portò a casa della Miranda Bugli. della? Miranda Bugli, Ah, sì. della ex donna del babbo. Sì, sì. Ecco, dove si trovava la casa? Non ricordo. Ma si trovava vicino a Mercatale? No, no, lontano. Lontano quanto? Diversi chilometri. Senta, un'altra cosa. Lei andava insieme alla Graziella e al babbo alle feste paesane. Sì, È andato alla festa dell'Unità nel Sì. settembre 85 insieme al babbo a Cerbaia? sì. Fino a che ora siete stati alla sera dell'8 settembre? Perché la festa dell'Unità era l'8 settembre, domenica. Si rimase a cena, dopo fino, non so, le 9, le 10. Ecco, quando siete usciti dalla cena, Sì, non si accendeva la macchina, la Ford faceva le bizze. sì. E chi è che vi ha dato la spinta per far ripartire la macchina? Vi ha aiutato? Credo uno. Era un meccanico di Mercatale? Penso di no. Lei conosce Marcello Fantoni? Sì, è stato accanto a me. Poteva essere Marcello Fantoni? Penso di no. Ecco, vicino al tavolo, alla cena, c'era una signora che era la moglie di Marcello Fantoni, l'ha vista lei? Non ricordo ora. Comunque la macchina si era fermata Sì, e un meccanico vi ha aiutato a farla ripartire. sì. Nessun'altra domanda. Avvocato Bevacqua, prego. Senta, signore, le voglio fare 1 o 2 domande, ma molto banali. Senta, lei a questo ragazzo col quale stava ha dato il libretto? No, E come gliel'ha presi questi 10.000 lire o 20? ce li avevo così. Dove ce l'aveva? Ce li avevo io a portata di mano.
E lei non gliel'ha contestato perché gli ha preso soldi? Mi disse me li rendeva, ma poi non me li ha più resi. Sente, il babbo si è arrabbiato perché lui non gli ha reso soldi? Sì, Si è arrabbiato parecchio? Sì o no? no. Come si è arrabbiato? Mi dica quando il babbo è arrabbiato poco e quando è arrabbiato parecchio. No, in che Difficile. senso? Cosa le fece? La sgridò, le disse non devi stare più con questo signore. Non Non se lo ricorda? no. Non se lo ricorda. Senta signorina, a proposito di quella imbalsamazione di quell'animale del bosco, lei ricorda se questo animale rimase in casa qualche giorno e poi fu buttato via? No, lo imbalsamò e poi rimase lì. Non si ricorda se il babbo lo portò questo animale presso di una persona a San Casciano, la quale persona voleva parecchi soldi, tant'è che lui poi lo tenne a casa, tentò di imbalsamarlo e non gli riuscì. Non se lo ricorda questo? Sì. Sì, lo portò a imbalsamare, voleva un monte di soldi e allora prese e lo imbalsamò da solo la dica un po' la carta. verità, via, no. Lo imbalsamò da solo. Lo imbalsamò da solo e dove è ora? Balsamò. A casa, E qual è? casa sua, A casa sua? dove sta la mamma. Ma qual è? Perché l'hanno cercato tutti, non l'hanno trovato, non l'hanno visto. Eppure c'è. Ma quella è un'altra cosa che fu trovata in una discarica, se lo ricorda? No? Quella donnola, quella specie di donnola lunga, spelacchiata, se la ricorda quella? Come? Si ricorda un animale piuttosto lungo, sempre quadrupede, ma piccolino e lungo, con una coda, spelacchiato. Se lo ricorda questo? Che c'era a casa sua, con una tavoletta di sotto, quindi imbalsamato regolarmente. No, quello che ha imbalsamato lui. Quello ha imbalsamato lui? Sì. Non è quello che ha trovato nella discarica, se lo ricorda? Preciso? No, non ricordo. Non se la ricorda questo. No. Comunque, scusi, a proposito di questa imbalsamazione, il babbo va a San Casciano, porta questo animale da imbalsamare, dopo quanti giorni lo riporta indietro? Subito. Subito. E poi che fa? Lei era presente quando lui fa questa operazione di tassidificazione, qualcosa del genere? Sì, lo imbalsamò con pezzi di carta. E come ha fatto? Lei era presente? Sì. Senta, volevo domandarle un'altra cosa. Lei è stata ricoverata recentemente o no? Un anno All'ospedale? fa. Un anno fa. 18 maggio 91, se lo ricorda? 17 giugno 91, 18 gennaio 92. Se lo Può ricorda? darsi. Può darsi? E prima di questa data è stata ricoverata altre volte? No. E quando si è manifestata questa sua malattia? Per via di essermi innamorata di una persona. Oh, era un prete questa persona? Sì, Sei innamorata di questo prete? sì, Era il prete della parrocchia? Sì o no? sì, Si chiamava Don Marco? sì. Nessun'altra domanda? Altre domande, signori, avete? Possiamo allora per il momento licenziare la testa. Sì, senz'altro, Presidente. Può andare, signorina, buonasera.